te lo filmo. Ah, almeno vedo.
Signori, buonasera a tutti, un bentornati all'Oscar della FISE Veneto 2018 da Carlo Rotunno e Roberta Zorzi. Buonasera a tutti amici, siete pronti per questa meravigliosa serata? Una serata strepitosa, c'è qualcuno che Bello urla da carico. lontano, chissà chi sarà, vabbè, lo scopriremo tra pochissimo. Ma Roberta, vi invitiamo immediatamente ad avvicinarvi, gentili ospiti, questa sera qui a Villa Bonin, perché per iniziare la serata è molto importante che veniate qui di fronte agli schermi, sta per succedere qualcosa di speciale. E noi lasciamo questo meraviglioso spettacolo. A tra poco. Problema tecnico? No. Ci siamo? Tutto pronto.
che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze. Che dire amici, questo video super emozionante preparato da Rai TV, Italo, Alessandro con la collaborazione di Giulia. Poi questa sera abbiamo l'onore di essere accompagnati da un super fotografo di fama internazionale, Paolo Biroldi. Avvisate già a casa che siamo in diretta streaming per tutta la serata. Da domani, nei prossimi giorni, troverete tutte le foto di questa meravigliosa festa su iJump. E che ringraziamenti ancora da fare a Carlo Rotunno, Ma perché che- no grazie a Carlo, voi. no party. Ti eri preparata questa frase? Ti ho fregato quest'anno. Allora, Roberta, Io ho già parlato troppo. hai parlato? Vai. Posso andare io? Signore e signori, direi che è arrivato il momento di chiamare colei che oggi è la numero 1 del Comitato Fise Veneto. E vi chiedo un aiuto con Clara Campese! Eccola qua, cara Clara. Io bene, te come va? A parte la pancetta. Sì, un po' di pancetta. Già la nostra regina è sempre solare, stasera ha pure messo una bella giacchetta carica, così la Giacchetta, riconosciamo. tacco, insomma, ci siamo stasera. Il vostro presidente è pronto ad affrontare questa serata e a premiare la stagione 2017, vero Clara? Esattamente. Lasciamo la parola a Clara Campese. Signori, benvenuti. Benvenuti. A tutti. Esprimo, voi mi conoscete, subito veramente la mia grande gioia, la grande soddisfazione, la grande felicità nel vedere che siete tantissimi. C'è qualcuno in ritardo che ha comunicato che arriverà. Comunque veramente è un piacere vedere questa regione, questa straordinaria regione unita in una circostanza che non è la solita manifestazione sportiva. E quindi vorrei invitare qui i nostri ospiti, sapete che insomma è anche tradizione, abbiamo degli ospiti molto importanti, chiederò di venire qui davanti al palco al presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, l'avvocato Marco Di Paola, il dottor Perillo, il presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle, poi insomma tutti i presidenti regionali. Volevo dirvi, stasera abbiamo qui numerosissimi presidenti di altre regioni che ci hanno onorato della loro presenza, sono venuti da lontano, la cosa mi fa molto piacere perché evidentemente, sapete cosa vi dico? Il Veneto è proprio simpatico, piace, è moderno. È già entrata in discoteca. Quella dopo, Presidente, con calma. Signori ospiti, dove siete? Prego. Invitiamo qui con noi il Presidente FISE Nazionale Marco Di Paola, il Segretario Generale Simone Perillo, il Presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle, i consiglieri FISE Nazionale Ettore Artioli, Vincenzo Gigli ed Eleonora Di Giuseppe. Ecco qua la dirigenza federale con noi questa sera, non poteva mancare alla serata degli Oscar. Consiglieri della Federazione Nazionale, rappresentanti del CONI. Eccoli che arrivano i nostri primi ospiti, Carlo. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we can, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go. Allora, Clara, allora, incominciamo a consegnare i premi e il ricordo di questa serata, naturalmente al Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Marco Di Paola, riceve l'Oscar
È l'Oscar al nostro presidente. Poi abbiamo il segretario generale Simone Perillo. Proseguiamo con il presidente del CONI Gianfranco Bardelle, il consigliere Vincenzo Gigli, consigliere della Federazione Italiana Sport Equestri Ettore Artioli, e la dottoressa Eleonora Di Giuseppe. Chiediamo di raggiungerci anche il dottore Anselmo Carlevaro e la dottoressa Giorgia Pellerano, rispettivamente procuratore federale e sostituto procuratore federale. Questa sera con noi dottor Carlevaro e la dottoressa Pellerano. Allora Clara, a te la parola. Quindi vi sintetizzo così non appesantiamo la serata che è proprio vocata diciamo, al divertimento. Quindi sarà snella, è articolata in 3 parti, 2 parti di premiazioni intervallate da una pausa, una breve pausa, e poi la terza fase, ovviamente, voi sapete, la musica, ci si diverte un po', si balla, si canta, si fa quello che si vuole, ci si libera un po', ci si alleggerisce. Quindi ora verranno premiati i titoli nazionali e internazionali. Chiederei di restare sul palco alle 1, 2, 3 alle autorità. Voi consiglieri e procuratori vi potete accomodare, grazie. Quindi procediamo? Procediamo, con noi rimangono Marco Di Paola, Simone Perillo, il signor Bardelle, Roberta. e diamo subito inizio agli atleti di spicco, invitando qui con noi per la disciplina del club Diletta De Agostini, Elena Maggiolo. A seguire per la disciplina dell'endurance Isabella Bonnetto, Camilla Coppini, Camilla Guastalla, Silvia Scappin. Per la disciplina degli attacchi Giulio Tronca. Per il dressage Silvia Ciarrocchi. Proseguiamo con il dressage con Valentina Remold, Maurizio Ungalli. Mia Zamperetti, per passare poi al volteggio con Giovanni Bertolaso, Nelson Vidoni, Filippo Faccini, Claudia Peterson, Anna Cavallaro. Per il salto ostacoli Giulia Bertolla. Ecco, tutti coloro che abbiamo nominato li aspettiamo qui vicino al palco. Sono tanti, non ne vediamo nemmeno uno. Qualcuno arriverà. Ci siete, ragazzi? Ci sono? Allora, tutti gli atleti che abbiamo nominato li aspettiamo qui vicino al palco. Il nostro presidente insieme Magari ai nostri invitiamo ospiti li premierà. anche i nostri ospiti ad accomodarsi giù per la premiazione, perché dobbiamo sempre essere belli sorridenti alle telecamere di Rai TV. Eh sì, sono tanti. Allora, ricordo Diletta De Agostini, Elena Maggiolo, Isabella Bonetto, Camilla Coppini, Camilla Guastalla, Silvia Scapin, Giulio Tronca, Silvia Ciarrocchi, Valentina Remot, Maurizio Ungalli, Mia Zamperetti, Giovanni Bertolaso, Nelson Vidoni,
Filippo Faccini, Claudia Peterson. e Anna Cavallaro. Allora, partiamo. Diletta De Agostini, campione del mondo di Mountain Games Under 14. E che titolo, ragazzi! Elena Maggiolo, campione europeo Mountain Games a squadre Under 17. Campionato europeo Mountain Games a squadre Under 17, hanno chiuso al quarto posto. La disciplina dell'endurance, Isabella Bonetto. Camilla Coppini ha partecipato al campionato del mondo Young Rider nell'endurance. Camilla Guastalla nella disciplina dell'endurance, anche lei. Silvia Scapin. Giulio Tronca. Stiamo parlando della disciplina degli attacchi. Giulio Tronca ha partecipato alla gara del campionato nazionale tedesco Paradrivers, concludendo al settimo posto della classifica finale, in preparazione del campionato del mondo. E poi vince il campionato italiano di combinata attacchi paralimpica di primo grado. Tutto questo a Giulio Tronca. Per la disciplina del dressage, Silvia Ciarrocchi. Per una convocazione al campionato europeo paradressage e bronzo a squadre nella Coppa delle Regioni paradressage. Valentina Remold. Parliamo di dressage. 3 ori nel concorso internazionale di Nizza. Ha partecipato al concorso internazionale di Aachen. Nel campionato italiano Young Rider oro nel freestyle. E nel campionato d'Italia Young Rider argento nel campionato tecnico. Brava Valentina. Maurizio Ungalli, campionato italiano e Coppa Italia, medaglia d'oro. Sempre nel dressage. Coppa delle Regioni, paradressage, bronzo a squadre per Maurizio Ungalli. E andiamo a conoscere invece la disciplina del dressage, ma una giovanissima amazzone, Mia Zamperetti. Mia ha partecipato al campionato d'Europa Pony, ha vinto l'oro nel campionato tecnico assoluto, sempre riservato ai pony. Cambiamo disciplina, Carlo, dove anche qua possiamo andare avanti con gli applausi tutta la sera, come per tutte le altre discipline. Per il volteggio Giovanni Bertolaso, campionato del mondo junior, quinto nella categoria individuale maschile. Ha preso parte al campionato italiano con un oro nella categoria individuale junior. Il suo launcher è Nelson Vidoni. Poi Filippo Faccini, sempre il volteggio, anche lui ha partecipato al campionato del mondo junior, categoria maschile.
all'Internazionale di Magna Rassino in Austria, dove ha chiuso al 4° posto. La sua longer è Claudia Pettersson. Ma direi che, cara Roberta, rimaniamo nella disciplina del volteggio e vedete che è arrivata lei, la numero 1, e la numero 1 assoluta si chiama Anna Cavallaro. Carlo, non c'è bisogno di leggere i suoi risultati. Grande Anna Cavallaro. Per la disciplina del salto ostacoli, Giulia Bertolla. Giulia ha partecipato al campionato d'Europa Children, concludendo con la squadra azzurra al 5° posto, allo Zio giovanile di Virden in Olanda, al 2° posto nella Coppa delle Nazioni e 4ª nel Gran Premio come miglior Children azzurra di quel Gran Premio. Complimenti a Giulia. E complimenti a tutti questi atleti. Foto di rito, dei bei sorrisi a Rai TV. Ecco con noi una foto naturalmente con il nostro presidente, con Simone Perillo, Marco Di Paola Gianfranco Bardelle, presidente del CONI Veneto. e tutti gli atleti che si sono distinti al meglio nella stagione 2017. Ci vuole un applauso, un applauso. Sono stati straordinari. Procediamo, Carlo, con la disciplina del club. Invitiamo qui con noi il consigliere responsabile della disciplina, consigliere Roberta Pacagnella, assieme al cavalier Grazie, Vittorio grazie. Orlandi. Topolino, come noi bambini tu sei tanto piccolino. Topolin, Topolin, viva Topolin, rassomiglia a tutti noi, sei furbo e birichino. E perciò noi gridiamo viva Topolin, solo tu, Topolin, puoi capire. Chiediamo anche al consigliere fise nazionale Vincenzo Gigli di raggiungerci. Noi gridiamo in cuore viva i furancicini. Carlo, e con questa marcia iniziamo a chiamare i nostri giovani atleti. Questi Allora, sono- intanto prima di chiamare le atleti, spero che arrivino i nostri ospiti, lo ripeto, il cavaliere Vittorio Orlandi, Vincenzo Gigli come consigliere della Federazione Nazionale e Roberta Pacagnella, consigliere eccola qua, scusi siamo... Allora, Roberta, Parto? Vado in marcia? parti. Vittoria Accordini, Federica Bisson, Giulia Bodini, Francesca Bortolotto, Alessio Cereghini, Benedetta Ciucci, Giorgia Dalcin, Elisa Della Libera, Benedetta Ferrari, Viola Garriboli, Federico Giglio, Martina Giugno, Petra Martinello, Giacomo Martinengo Marché, Marianna Martinengo Marché. Per poi proseguire con Carlotta Maset, Benedetta Pantano, Emilia Francesca Paretti, Ginevra Pompilli, Sara Pozzati, Margherita Maria Raisi, Margherita Spata, Chiara Trevisan e Anita Turolla. Tutti d'un fiato li hai detti giusti. Loro sono i giovanissimi che verranno premiati
Allora, iniziamo con la presenza del cavaliere Vittorio Orlandi che premierà Vittoria Accordini. Eccola qua, Vittoria. Ricordiamo, Carlo, che questi giovanissimi hanno ottenuto le loro medaglie nella disciplina club, nelle categorie di gincana, nei pony games, nelle varie presentazioni delle manifestazioni e campionati italiani, Poniadi, Carosello, Best Show a Fiera Cavalli. Bravi ragazzi, allora dobbiamo premiare Federica Bisson. Eccola qua. Giulia Bodini. Francesca Bortolotto. Come noi bambini, tu sei tanto piccoli. Dai, portatevi in avanti quando... bravi. Alessio Cereghini. Rassomiglia a tutti noi, sei furbo e birichi. E perciò noi gridiamo viva Topoli, solo tu. Topoli, guai che Benedetta Ciucci. mille sogni di un bambino. Topoli, noi gridiamo in cuore viva. Giorgia Dalcin. Topoli, Topoli, viva Topoli, viva Topoli, viva Topoli. Elisa Della Libera. Benedetta Ferrari. Topolino, Topolino, come noi bambini tu sei. Viola Garriboli. Topolin, Topolin, viva Topoli, Federico Giglio. noi sei furbe e birichi, e perciò noi gridiamo viva Topoli. Federico Giglio, eccolo qua. Puoi capire, Topoli, i mille sono Premiato dal consigliere Gigli. noi gridiamo Martina Giugno. Topoli, Topoli, viva Topoli. C'è Martina? Eccola. Ci sono Carlo. Petra Martinello. Giacomo Martinengo Marché. Solo tu, Marianna Martinengo Marché. i mille sogni di un bambino. Topoli. Carlotta Maset. Benedetta Pantano. Topolino, Topolino, come noi bambini, tu sei tanto piccoli. Topolin, Topolin, Emilia Francesca Paretti. a tutti noi sei furbe e birichi, e perciò noi gridiamo viva Ginevra Pompili. Topolin, puoi capire, Topolin, i mille sogni di un bambino. Topolin, noi gridiamo Sara Pozzati. Topolin, Topolin, viva Margherita Maria Raisi. Topolin, viva Topolin. Margherita Spata. Chiara Trevisan. Come noi bambini, tu sei tanto piccoli. Topolin, Topolin, viva Topolin. Rassomiglia a tutti noi, sei furbe e birichi. E poi Anita Turolla. Solo tu, Topolin, puoi capire. Topolin, Li facciamo tutti avvicinare, una bella foto di gruppo per la disciplina del club. i furancici. Topolin, Topolin, viva Topolin. Topolino, Topolino. Sì, questo è un bel gruppo davvero. Un altro grande applauso ai giovanissimi che hanno affrontato le loro gare, la disciplina Club. dei club, che questa sera sono stati premiati dai nostri ospiti che ringraziamo. Grazie a tutti voi. Andiamo avanti perché
ci proiettiamo nella disciplina del reining. Invitiamo la vicepresidente del Comitato regionale Veneto e consigliere responsabile dell'equitazione americana Lorenza Mell e il presidente del Comitato regionale Campania Vincenzo Montrone. Allora, i nostri ospiti ci hanno raggiunto per premiare Carlo Lovisetto, Massimo Bellani, Samuela Scapin. Diamogli qualche minuto, Carlo, perché secondo me il buffet sta un po' attirando. Sì, Chissà se ci lasceranno qualcosa. non credo. Io vado bene così, anche se stasera non mangio. Almeno beviamo poi, però. Eccoli qui. Allora, gli atleti pronti ad essere premiati dalla signora Lorenza Mell insieme al dottor Montrone, e ci raggiunge anche il dottor Montrone, presidente della FISE Campania. Intanto iniziamo premiando Carlo Lovisetto. La disciplina è quella del reining, parliamo di medaglie ai campionati d'Italia. Italiani, Carlo. Medaglia anche per Massimo Bellani e Samuela Scapin. Ecco il presidente Montrone che ci ha raggiunto. Una foto con i premiati per la disciplina del reining. E sarà la nostra vicepresidente Lorenza Mell a premiare il presidente del Comitato regionale Campania. Dottor Montrone, grazie. Ecco la consegna dell'Oscar anche al dottor Montrone. Grazie, grazie signora Mell, grazie a Vincenzo Montrone. Ma dal reining ci spostiamo nell'endurance ed è importante che ci raggiunga nuovamente Clara Campese. Clara, dove sei? Abbiamo bisogno di te per premiare gli atleti dell'endurance, e insieme a Clara Campese Massimo Petaccia, presidente del Comitato FISE Toscana. E per questa disciplina i nostri atleti premiati saranno Bruna Brandalise, Fabrizio Cecchin, Corrado Tiziano e Luciano Toffolo. Allora, cara Roberta, le medaglie a squadre individuali alla Coppa delle Regioni nella categoria 90 km, credo sia. L'endurance Io non li è faccio neanche in macchina. la mattina quando vieni in ufficio. Eccoli che ci hanno raggiunto gli atleti, è sparita la E presidenza. adesso no, ecco qua Clara Campese e Massimo Petaccia, la disciplina è dell'endurance. Schieratevi proprio qui di fronte alle telecamere di Rai TV. Bruna Brandalise riceve l'Oscar dalle mani di Clara Campese. No, è Massimo Petaccia che premia Bruna Brandalise. Poi parliamo, Roberta, di un bronzo individuale. Oltre a quello a squadre per Fabrizio Cecchin. Corrado Tiziano. E poi Luciano Toffolo, che è il capo equip della squadra, ricordando anche che abbiamo già premiato Silvia Scapin e Camilla Guastalla. Questi sono gli atleti della disciplina dell'endurance.
Chiedo un grosso applauso per i nostri amici enduristi perché questa sera abbiamo un altro amico che ci sta seguendo da lassù, Andrea Bortolin. Interrompo un attimo, ma Carlo sa bene che io gli rubo sempre il microfono, quindi anche qui che sono in casa, però vorrei avere onore di consegnare un segno di amicizia e di riconoscenza alla nostra Clara, che premia tutti, ma un premio va anche a lei. È il bello della diretta, Presidente. E quindi dalla Toscana un riconoscimento a Clara per tutte le attività che svolge e per tutti i suoi grandi, brevissimi atleti. Grazie a Massimo Petaccia. Massimo, arriva il premio anche per te. Allora, nel frattempo Clara Campese sta consegnando il ricordo di questa serata nelle mani di Massimo Petaccia, ma noi abbiamo bisogno di Nicoletta Bonomo. Nicoletta, la nostra responsabile marketing del comitato e colei che si occupa di trovare gli sponsor. E quando sentiamo la parola sponsor, cara Nicoletta, come mi raccontavi questo pomeriggio, tutti entusiasti di chi ci aiuta, di chi ci sostegna nell'attività di quello che è il comitato Fise Veneto. Io ti lascerei la parola perché, anzi, allora ti lascio il microfono di Roberta. La parola a Nicoletta Bonomo. Grazie Carlo, grazie Roberta, grazie a tutti voi per essere qui oggi. Essere sportivi ci insegna l'importanza del gioco di squadra e noi abbiamo la fortuna nel nostro comitato di avere una squadra fortissima, una squadra speciale, una squadra reclutata in pochi anni, una squadra che arricchisce le cerimonie di premiazione di tutte le nostre discipline, di tutti i nostri eventi. I nostri sponsor, i nostri favolosi sponsor. Un grande applauso per tutti loro. Molti sono nostri ospiti. Grazie a tutti voi. Sponsor e non solo. Il comitato ha l'onore di avere anche molti partner. E tra questi ho l'onore e il piacere di citare Verona Fiere, che dallo scorso anno ci ha dedicato uno spazio per il nostro comitato regionale e che ci ha permesso di dare voce e lustro alle iniziative della nostra regione. Grazie a Luciano Rizzi, Armando Di Ruzza, Michele Schenato e Maria Valeri, il che gruppo sono di con Fiera qui con Cavalli. noi stasera. Grazie di cuore. E dallo scorso anno abbiamo anche il nostro fantastico media partner Ride TV che ci segue con la diretta streaming. Grazie Alessandro dietro la macchina, un grande applauso. Venite qui con noi, venite qui con noi. Grazie Italo. Certo. Grazie per tutto questo, grazie anche a Radio Padova che da quest'anno è il nostro media partner per la radio e che ci segue con trasmissioni dedicate alla cultura equestre e alle iniziative di rilievo della nostra regione. Quindi grazie Radio Padova per essere con noi. Ed infine un grazie speciale alla Commissione Marketing che da quando abbiamo iniziato il nostro mandato è riuscita a mettere in piedi questi eventi. Un grazie speciale alla nostra Roberta, eclettica e poliedrica Roberta, indispensabile in questa iniziativa. E grazie alla nostra discreta Giulia che da dietro le quinte
riesce a supportarci con gli aspetti grafici e di IT. Grazie a Verona Fiere, quindi. Non me ne voglia il dottor Rizzi, il dottor Di Ruzza, il dottor Schenato, ma con un rullo di tamburi che Maria Baleri si merita un mega applauso, perché Vai. dietro l'organizzazione di Fiera Cavalli soltanto lei sa cosa c'è. Organizzare eventi è molto difficile e molto oneroso, quindi voi ne sapete sicuramente qualcosa. Allora, però io voglio sentire la voce di Luciano Rizzi questa sera, che l'ho visto abbastanza... L'hai già intervistato, vero Robby? Certo. Allora, Luciano, le tue impressioni su questa bellissima serata? Beh, il primo approccio è che è una serata entusiasmante, cioè vedere come è stato facile, credo, poi coinvolgere tutta questa gente, nel senso che è la dimostrazione appunto che è un'organizzazione, ma non solo quello, è anche simpatica, perché ho avuto modo di conoscerla, la Clara, quindi sono onorato di aver fatto questa conoscenza e devo dire che abbiamo condiviso tanto nel corso dell'ultima organizzazione in particolar modo, e devo fare i miei complimenti, perché se si è riusciti a portare qui tutta la rappresentanza, che è un'eccellenza, l'ha detto all'inizio, condivido anch'io questa cosa e lo condivido in maniera proprio sistematica, e quindi è un in bocca al lupo per quello che in futuro saprà portare avanti, però prossima tappa Fiera Cavalli. E qui Magari facciamo un bis, Presidente, facciamo un evento anche durante Fiera Cavalli. Allora, grazie a Luciano Rizzi, grazie a tutta la squadra di Fiera Cavalli, ci vediamo a fine ottobre per i 120 anni. Quest'anno... A me. Grazie. Grazie, buona serata. A più tardi, grazie. Carlo, Mi prendono in giro, capito? e fanno bene. Sì, sì. Allora, ragazzi, Tu lo sai che oltre a tutti gli atleti del Veneto che si meritano i nostri applausi, abbiamo anche degli altri premi speciali, anzi specialissimi direi. eh sì, cari amici del Comitato Fise Veneto, cari ospiti di questa sera, andiamo ad iniziare la consegna di questi premi speciali. Nicoletta. Grazie Carlo, ho quindi l'onore di invitare sul palco il nostro insostituibile, indispensabile, fantastico Umberto Martuscelli. Caro Umberto, hai vinto il premio La Voce dell'Equitazione, premio istituito quest'anno per premiare Umberto Martuscelli con la seguente motivazione: a chi sa interpretare con arte, profonda sensibilità e competenza tecnica gli eventi sportivi e sociali dell'equitazione. Grazie Umberto per essere il nostro addetto stampa e portare lustro alla nostra regione, alla Fise Veneto, con la tua inconfondibile arte giornalistica. Prima che si emozioni gli passiamo il microfono. Beh, grazie, io non posso che ringraziare Nicoletta e il comitato per questa così toccante pensiero. Vi ringrazio molto e non saprei cosa dire in effetti se non ringraziare tutti voi e naturalmente il Comitato Veneto. Per me è un onore lavorare e collaborare con l'istituzione che rappresenta e amministra lo sport equestre della mia regione. Io sono padovano e quindi insomma, meglio di così. Grazie a tutti. Grazie. Umberto, ne approfittiamo però di te adesso. Tu non metterci sempre la malizia dappertutto.
ti chiederei di fare un'altra premiazione speciale, specialissima, ed è un premio alla carriera. Un premio alla carriera per Marino Zava. Beh, Marino Zava in effetti ha tutte le ragioni di ricevere il premio alla carriera. Pensate che per noi che viviamo nel mondo dell'equitazione e dello sport, io per esempio, quando sono nato ho visto il sole, l'erba, l'aria e Marino Zava perché Marino è sempre esistito nel mondo del nostro sport. Qualche tempo fa mi è capitato di scrivere anche un ritratto dedicato a Marino, nel quale dicevo che per un lunghissimo periodo della storia del nostro sport, per qualunque problema, dall'allacciamento dei rubinetti al regolamento del circuito, alla premiazione, al consiglio, alla legge, eccetera, si telefonava a Marino Zava. Marino Zava sapeva tutto, sa tutto, risolveva qualunque problema, era una vera e propria istituzione. Pensate che il Comitato Regionale Veneto è nato nel 1973, Marino è stato tra i fondatori e per 40 anni, io vi prego di riflettere su questo numero, 40 anni, Marino Zava ha lavorato per lo sport equestre della nostra regione ed è una cosa straordinaria. Un applauso a questi 40 anni di carriera per Marino Zava. E infatti tra le innumerevoli onorificenze, premi, riconoscimenti, Marino, una infinità, nel 2014 il Comitato Olimpico Nazionale Italiano lo ha insignito di questo distintivo che vedete qui. Questa è la Stella d'Oro al merito sportivo, che per i dirigenti viene consegnata solo a coloro i quali hanno avuto 30 anni come minimo di dirigenza sportiva. Marino Zava è un fenomeno. Ancora complimenti al nostro Marino. Girate la targa per una bella foto. La Presidente legge la targa che porta per suggellare questo grande merito e questa grande persona con le iniziali maiuscole. La targa che il Comitato Veneto regala a Marino Zava dice questo: per la gloriosa e lunga carriera, con affetto e tanta stima, il Comitato Regionale Veneto. Sì, comunque, per carità, non è che Marino Zava sia perfetto, ha anche un difetto gravissimo, è juventino, però gliela concediamo, un juventino doc. Grazie Marino, grazie davvero. Allora, Umberto rimane con noi perché Clara ci lascia, ci rivediamo tra pochissimo, perché stiamo per dare una serie di premi speciali che riguardano il fair play e invitiamo qui con noi il vicepresidente che tornerà qui sul palco, Lorenza Mella, ecco qua. Per iniziare che cosa, Roberta? Vuoi raccontarlo tu? No, ce lo racconterà direttamente Lorenza. Con Umberto ci racconteranno questo progetto che da un anno FISE Veneto sta seguendo. Sì, ecco, questa è una cosa sulla quale bisogna veramente spendere due parole e vi prego di prestare attenzione, perché è un'iniziativa importantissima.
soprattutto in un'epoca in cui, diciamo, i valori consumistici, quelli del denaro, sono prevalenti nel mondo dello sport, lo vediamo purtroppo a tutti i livelli, anche nell'ambito del nostro sport, dello sport equestre. Ebbene, in un'epoca in cui il denaro prevale su quasi tutto, è importantissimo riaffermare i valori etici, i valori di fair play, i valori di rispetto per chi pratica lo sport insieme a noi, quindi cavalli ma anche avversari. E questa è un'iniziativa che è nata all'interno del Comitato Regionale Veneto della FISE grazie alla proposta di Lorenza Mell, e appunto quella di istituire una serie di riconoscimenti che vadano a premiare il fair play, la correttezza, insomma questi valori che non sono valori materiali, non è che si possono toccare con le mani, però colpiscono il cuore di tutti noi. E siccome noi siamo qui ed ogni fine settimana siamo sui campi di gara, non per vincere denaro, non per essere più bravi degli altri, ma per stare bene, per divertirci, per essere gratificati dal rapporto con i cavalli. Quindi che una istituzione che governa il nostro sport, come il Comitato Regionale della FISE Veneto, abbia istituito un premio che sottolinea, esalta, gratifica anche il fair play, che non è una cosa che uno si impone, ma bisogna averla dentro, fa parte dell'educazione di tutti noi. Ebbene, è una cosa di grandissimo valore e di grandissimo spessore. Io personalmente sono veramente orgoglioso di fare parte di un'organizzazione che ha istituito questa novità, grazie a Lorenza Mell e a tutto il Consiglio del Comitato Regionale Veneto della FISE. I premi che verranno consegnati questa sera sono diversi, tutti intitolati appunto al concetto di fair play, di rispetto, di tolleranza, di amicizia, di condivisione. Il primo è il Fair Play Master 2018 e viene consegnato ad Antonella De Rosso e a Giorgio Nanni Costa. E la cosa veramente peculiare è che Antonella De Rosso e Giorgio Nanni Costa non hanno nulla a che fare con il mondo dei cavalli, non sono nati nel mondo dei cavalli. Infatti adesso vi leggo la motivazione per la quale hanno ricevuto questo premio, ascoltatela perché è davvero particolare. Per il grande gesto dimostrato da persone completamente estranee al mondo dei cavalli, nell'aver acquistato Arco Zadi, uno stallone agricolo CAI TPR, gravemente affetto da laminite. Tra di voi, insomma, cioè è inutile che spieghiamo che cos'è la laminite, lo sapete, è un gravissimo problema che affligge il piede del cavallo, è destinato ormai ad essere abbattuto al macello. Per averlo amorevolmente curato e guarito e per averlo portato come beniamino nella scuola, insegnando ai bambini con la sua storia ad essere determinati, responsabili e a non arrendersi mai davanti alle difficoltà. Un gesto di grande valore umano. Arco Zadi partecipa ora al progetto multidisciplinare La mia aula grande come il mondo del CAI TPR della scuola primaria della Vittoria del 12° Istituto Don Bosco. Un percorso educativo didattico per parlare di inquinamento ed ecosostenibilità ambientale, di rispetto e di benessere animale, di apicoltura biologica, di cavalli e di api, pensate che binomio incredibile, cavalli ed api, di attacchi e carrozze, della storia del CAI TPR, di guerra e di pace. E tutto questo grazie a questi signori che un cavallo probabilmente non l'avevano mai visto in vita loro prima, ma che semplicemente per la sensibilità e la comprensione del problema hanno messo a disposizione tutto loro se stessi. Quindi Antonella De Rosso e Giorgio Nanni Costa. Direi che la dottoressa De Rosso dice direttamente lei questa cosa.
Buonasera a tutti, è molto emozionante. Vorrei qui con noi la dottoressa Bisatti, che è una delle veterinarie che si è presa immediatamente cura di Arco. È stata una sfida grandissima, ma ce l'abbiamo fatta. E un grazie grandissimo anche al dottor Cremasco non presente e al dottor Tiberio della clinica Montello, che ha ricoverato Arco 2 volte per un trattamento ortopedico particolare. Grazie. Bene, dunque grazie davvero alla dottoressa De Rosso, a Giorgio Nanni Costa e anche alla dottoressa che è intervenuta decisamente sulla sorte di Arco. Grazie davvero. E beh, un bell'esempio, no, Roberta? E le emozioni continuano con delle altre storie meravigliose, Umberto. Sì, certo. Adesso avremmo avuto la presenza di Ricky Bordignon che avrebbe dovuto ritirare perché l'ordine è stato invertito. Lorenza. Ricky Bordignon, uomo western, grande personaggio dell'equitazione americana, purtroppo per un serio problema intervenuto proprio in queste ore, Ricky non è potuto essere qui con noi. Non un problema che riguarda lui, ma una persona a lui molto vicina, quindi gli mandiamo davvero un caro augurio di tutto il bene possibile. In ogni caso, il premio Fair Play Award gli viene consegnato per aver acquistato un puledro, sapendo che aveva subito un grave infortunio ad un occhio, che ne aveva compromesso irrimediabilmente la vista, per averlo curato e portato ad operare, per averlo addestrato e portato in gara, per aver saputo creare con lui un incredibile binomio, esaltandone le doti nonostante l'handicap fisico e per aver poi anche ottenuto ottimi risultati in gara. Il premio per Ricky Bordignon. Hai anche i balletti, Ti stanno facendo diventare matto. E lui è abituato alle sue cose. L'abbiamo premiato e poi l'abbiamo fregato facendolo lavorare. Ci adattiamo a tutto, Carlo, lo sai bene anche tu. Allora, il Fair Play Award 2018 per il benessere ed il rispetto del cavallo viene consegnato a Maela Francescato Zorzi e Vittorio Lucio Zorzi con la seguente motivazione. Eccoli intanto sopraggiungere. I signori Zorzi, benvenuti, buonasera. Questa è la motivazione per la quale viene consegnato loro questo premio. Per aver rilevato il cavallo Flying Dutchman al ritiro dall'attività agonistica dovuto a problemi fisici all'età di 14 anni, curandolo, seguendolo con amorevole e appassionata dedizione, permettendogli di godersi gli anni di pensione nel pieno benessere fisico e gioendo entrambi semplicemente della sua presenza. Guarda che bello questo gesto e questa unione che c'è in questo momento di premiazione tra Maela e Vittorio, che ci stiamo godendo soltanto noi da qui dietro. Sì, questa unione di questo premio che li ha tenuti uniti anche questa sera. Sì, è davvero. D'altro canto l'unione, come si dice, fa la forza e a tutti i livelli, insomma, quindi anche per ciò che riguarda motivazioni di questo genere. Quindi grazie davvero ai signori Zorzi. Ed ora non dovrei sbagliare perché ce n'è un unico ultimo premio. E, insomma, un premio così,
mi tocca un po'. Diciamo a Paolo Rigotti. Paolo Rigotti. Paolo Rigotti è tante cose, e tutte molto importanti. Voi sapete di chi stiamo parlando, non allarghiamo il discorso, perché il motivo per cui Paolo Rigotti viene premiato questa sera è il seguente: per aver realizzato con encomiabile generosità e sensibilità il sogno di una giovane amazzone di poter avere un cavallo proprio, facendole dono di uno dei suoi cavalli. Tale gesto altruistico non solo ha reso felice la giovane ragazza, la giovane amazzone, ma le ha permesso di imparare, crescere e divertirsi praticando la disciplina equestre. Tutto questo grazie a Paolo Rigotti. Dunque la premiazione dei Fair Play Award è terminata, però a costo di sembrare monotono, io sottolineo ancora una volta l'importanza di questa idea, di questa istituzione, di questo premio, dovuto alla mente, alla sensibilità di tutto il Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Sport Equestri e in particolare di Lorenza Mell. Che adesso la facciamo parlare perché è tutta la sera che mi scappa via. Ci tengo particolarmente, intanto grazie Umberto per le tue bellissime parole, e ci tengo molto a questo premio, spero che sia la prima edizione, che ne seguano tantissime altre, e spero soprattutto che il prossimo anno possano arrivare delle candidature anche per i groom, che spesso non vengono considerati, ma sono sicura che possono parlare di grandissimi gesti nei confronti dei loro cavalli. Scusa se ti interrompo Lorenza, ma una cosa importante che dovete sapere voi tutti è che questo premio ovviamente si basa anche sulle segnalazioni che vengono portate all'attenzione del comitato regionale, che ovviamente poi le valuterà, farà gli approfondimenti del caso. Però chi tra voi prossimamente, anche già da domani insomma, dovesse venire a conoscenza o per esperienza diretta o per esperienza riportata di un episodio che potrebbe essere interessante in prospettiva Fair Play Award, ovviamente è invitato a segnalarlo al comitato regionale. Assolutamente, segnalate tutti i casi, anche quello che a voi magari può non sembrare importante, magari dietro nasconde un grande gesto. Grazie Lorenza Mell, grazie al comitato regionale Veneto della FISE e a Clara Campese. Grazie a te Umberto. Carlo, andiamo in pausa. Grazie Umberto, grazie a tutti voi. Ci fermiamo qualche minuto, ci rivediamo tra pochissimo perché vi garantisco lo spettacolo non finisce qui. A tra poco, grazie.
Attenzione, per cortesia, da spostare con urgenza, sono da spostare con urgenza 2 autovetture. Allora, la prima è una Volkswagen Amarok, è un pick-up e la targa è EK490HZ. La seconda autovettura è una Mercedes di colore bianco, la targa FK204VB. Sono 2 autovetture che debbono essere spostate con urgenza, per favore, grazie. Roberta. Riprendiamo, signori. Alessandro di Rai TV? Ah, ci sei? Perfetto, riprendiamo, grazie. Carlo, ti ho visto, hai mangiato, eh? No. Riusciti la bocca. Sante Bertolla intanto invitiamo ad avvicinarsi perché, cara Roberta, andiamo a riprendere la serata. Eccolo, delle si era premiazioni. nascosto. Mi sono girato, l'ho visto. Allora, perché Sante Bertolla? Cara Roberta, che cosa accadrà adesso? Riprendiamo questa meravigliosa serata con delle altre premiazioni speciali e poi continueremo con i nostri atleti e poi Carlo, qui si balla. E dunque è con grande onore che abbiamo questa sera qui con noi il presidente dell'associazione ANI, Giuseppe Moretti. Associazione Nazionale Istruttori di Equitazione, Giuseppe Moretti che ci ha raggiunto. Dottor Moretti, per premiare e Invitiamo consegnare anche un premio speciale. Il presidente FISE nazionale, avvocato Marco Di Paola, qui con noi. Presidente Di Paola, per favore. Presidente Campese, scusaci se ti disturbiamo. Clara. Carlo, direi di immortalare questo momento perché vedere il signor Bertolla su un palco ad una festa è il massimo. Ma perché il signor Bertolla è qui, cara Roberta? Per un riconoscimento speciale alla sua carriera di istruttore.
Questo riconoscimento viene consegnato direttamente dalle mani del presidente Marco Di Paola assieme al presidente dell'Associazione Nazionale Italiana d'Equitazione Giuseppe Moretti e qui con noi anche la nostra presidente Clara. Sante Bertolla, innumerevoli i suoi allievi che hanno raggiunto risultati eccellenti e un premio alla carriera meritatissimo per Sante, complimenti. Lasciamo un attimo il microfono al dottor Moretti. Tanto non sono direttore. Allora, con questo signore qui, Cavaliere, sì, magari sì, qualche volta. Con questo giovanotto di una volta abbiamo fatto tanti campionati europei con i nostri allievi. Quindi lo conosco, anche perché sono più vecchio purtroppo, da qualche anno e quindi credo che sia giusto da parte dell'associazione ricordare questi personaggi che hanno dato senz'altro una mano ai ragazzi a vincere qualche medaglia. E poi lo dico per voi giovani, per voi ragazzi, ascoltate quelli che vincono normalmente le gare. Che anno era Puntala il campionato italiano? Vabbè, un po' di anni fa lui seguiva una signorina che si chiamava l'allieva Elena Salvadori, Punta Ala, dovreste ricordarvelo voi che avete i capelli grigi qualcuno. Che cosa che voglio ricordare ai giovani, ai ragazzi? L'ultimo giorno del campionato di 3 giorni, la ragazza era in testa e se faceva netto vinceva il campionato, se faceva un errore purtroppo lo perdeva. Quando esce tutti gli applausi di qua di là, lei si rivolge al suo istruttore e gli ha detto: Sante, come ho montato? Ricordatevelo. Dopo aver vinto la medaglia d'oro, ha chiesto al suo istruttore se aveva montato bene o no. Perché si può vincere montando bene, si può vincere montando non tanto bene. Si può perdere un campionato montando bene. Purtroppo la barriera, se fai tic, va giù. Ricordatevelo. Grazie al comitato, grazie al presidente, alla presidente Campese, ai 2 speaker che sono bravissimi. Bravi. Grazie a Peppino Moretti, grazie all'Anie. Allora, grazie davvero. Buon ritorno a Milano a Peppino Moretti per questa serata. Ma andiamo avanti, Clara, rimani con noi perché ci sono altri ospiti da invitare qui stasera. Noi abbiamo un comitato in rosa. Avvocato Sara Marchiori e avvocato Francesca Verrecchia. Però il revisore dei conti è il signor Ernesto Zamberlan. Ecco l'avvocato Sara Marchiori che ci raggiunge, attendiamo anche Francesca Verrecchia ed Ernesto Zamberlan. Sono i nostri ospiti istituzionali di questa sera. Clara Campese naturalmente vuole consegnare a tutti loro un ricordo di questa serata. Prego. Ecco che arriva anche l'Oscar per il nostro dottor Zamberlan. Passiamo la parola alla Presidente. Signori, anzi, cari amici, queste 3 figure sono nell'ombra del comitato, ma il comitato funziona perché ci sono dei, chiamiamoli consulenti, professionisti, chiamateli come volete, che si assicurano che tutte le procedure, tutta l'attività burocratica del comitato sia perfetta. Il presidente Di Paola se n'è andato, ma come veneto posso garantirvi
che potete vantarvi di avere una struttura operativa rappresentata da queste persone, che sono veramente grandi persone, perché gestire un comitato di 13.000 tesserati non è cosa da poco, gli adempimenti sono tantissimi, quindi il presente che viene offerto non è proporzionato al ringraziamento che a nome mio e di tutto il Consiglio vogliamo rappresentarvi. Quindi grazie, grazie, grazie. L'hai capito, Carlo, quanto siamo forti in Veneto? Ma l'ho capito, sì. Basta vedere tutti coloro che sono con noi stasera per festeggiare gli atleti che stiamo premiando, i nostri ospiti, ma Clara Campese rimane perché adesso andiamo a premiare il trofeo multidisciplinare. Ma insieme a Clara Campese invitiamo la signora Mirella Bianconi, presidente Comitato Fise Umbria, uno dei presidenti di comitato che questa sera ci hanno raggiunto dalle diverse regioni d'Italia, e appunto non poteva mancare Mirella Bianconi e la sua Umbria, splendida regione. Quindi in attesa che arrivi Mirella Bianconi, Roberta, chi invitiamo sul palco? Do il via a questa premiazione del trofeo multidisciplinare invitando qui con noi Emily Carraro, Rachele Bresaola, Arianna Perus, Francesca Cortelazzi, Irene Adami, Lisa Marola, Elisa Lucchi, Matilde Guglielmi, Greta Ferrarini, Elisa Balestra, Lisa Bovo, e invito anche un rappresentante del circolo ippico Il Cavallo a Vita a raggiungerci. Avvicinatevi proprio qui di fronte agli schermi di Rai TV, perché vi ricordo che siamo sempre in diretta su streaming. I prossimi giorni, Carlo, vai su Facebook, pagina Fise Veneto, taggati dappertutto. Subito. Su Rai TV, iJump, non perdere queste cose. Che belle queste iniziative per ricordare quello che sta succedendo questa sera, rivedere questi bellissimi momenti, ma proprio con l'aiuto di Mirella Bianconi andiamo a premiare questi atleti. Roberta. Per la categoria ID20, ID30 Juniores premiamo Emily Carraro. Blackburn, I've so long without you, boy. Today now I'm here hanging out in the streets, thinking about reactions of actions, walking on the sky of my dreams. Emily Carraro riceve il premio direttamente dalla presidente Bianconi. Secondo posto per Rachele Bresaola. Fate un passo avanti. Terza classificata per questa categoria Arianna Perus. My love, I just feel so lost without you, boy. I'm yours, even if passiamo alla categoria ID20, ID30 Seniores. Francesca Cortellazzi. Secondo posto per Irene Adami. Passiamo alla categoria E80 e 100. Lisa Marola. Alla categoria invito il primo posto è di Elisa Lucchi. Non c'è con noi Elisa Lucchi. Andiamo avanti con il secondo posto di Matilde Guglielmini. Procediamo con la categoria L40. Greta Ferrarini, Elisa Balestra, eccola Elisa, Elisa Bovo.
Ricordiamo che Elisa Balestra è stata anche l'atleta premiata con più punti complessivi di questo trofeo. Abbiamo anche il centro ippico con più punti complessivi, il Cavallo e Vita. Eccolo qua, Cavallo e Vita. Fabiano Capovilla riceve il premio per la sua associazione. Foto di gruppo, tutti assieme, questi atleti che hanno partecipato al trofeo multidisciplinare. Mirella Bianconi, presidente del comitato Fise Umbria, si è congratulata con i migliori atleti del multidisciplinare. Ancora un applauso a loro, bravi ragazzi, grandi prestazioni, eccellenti anche per la stagione 2017. Andiamo avanti ringraziando Mirella Bianconi, andiamo avanti perché adesso ci proiettiamo nella disciplina del volteggio e con noi Ilario Atos Caselli, Giovanni Magaton e Elisabetta Ticcò sono gli ospiti che attendiamo per incominciare a premiare gli innumerevoli atleti del Mattiaiuto. Aspetta Roberta che sei lì che non vedi l'ora. Questa è veramente una galoppata, tutti Parto io con Marica Anselmi, Sofia Bazzoni, Charlotte Karin Benini, Greta Bortolotti, Noemi Boscolo Meneguolo, Maria Cattani, Luca Cengia, Eva Chinellato, Stella Comunale, Federica Coppiello, Edoardo Dall'Amico, poi Maria Rosa De Bellis, Alice Etienne Di Gleria, Lavinia Ferro, Allegra Fiori, Federica Fracas, Maria Furini, Camilla Giacomel, Adele Grigio, Camilla Marchetti, Alice Pagotto, Benedetta Paris, Ginevra Placchi, Giulia Pompili, Elisabetta Rossi, Marta Rosson, Linda Rosson, Noa Stecca. Per procedere con Anna Tavoso, Chiara Tavoso, Fiore Zagolin, Fabiano Capovilla in qualità di longère e Marta Varago, anche lei come longère. Allora, con noi ci sono i consiglieri Coreve, Ilario Atos Caselli e Giovanni Magaton e il delegato provinciale dell'Alto Adige Elisabetta Ticcò. Chi è questo bimbo? Adesso ti sostituisco con uno speaker speciale questa sera. Guardate l'eleganza di questo fratello. Sei fratello? Filippo. Abbiamo Clara? Abbiamo un nuovo conduttore, E tu sei qui per assistere alla premiazione di Allegra, Benedetta, Stella. E allora cosa facciamo a tutti loro? Un grosso applauso. Bravissimo! Allora, Marica Anselmi. Io direi che Betty possiamo iniziare così. Sì, allora, avete già iniziato a consegnare gli Oscar, direi che o li chiamiamo tutti ancora nuovamente, non so. Marica Anselmi allora, poi Sofia Bazzoni, Charlotte Benini, Greta Bortolotti, Noemi Boscolo Meneguolo, Maria Cattani, Luca Cengia, Eva Chinellato, Stella Comunale, Federica Coppiello, Edoardo Dall'Amico, Maria Rosa De Bellis, Alice Etienne Di Gleria, Lavinia Ferro, Allegra Fiori, Federica Fracas, Maria Furini, Camilla Giacomel, Adele Grigio, Camilla Marchetti, Alice Pagotto, Benedetta Paris, Ginevra Placchi, Giulia Pompili, Elisabetta Rossi, Marta e Linda Rosson, Noa Stecca,
Anna Tavoso, Chiara Tavoso, Fiore Zagolin, Fabiano Capovilla, Marta Varago, e chiediamo anche ad Anna Cavallaro di esserci in questa foto di gruppo del volteggio. Carlo, ricordiamo che tutti questi volteggiatori hanno preso parte al campionato italiano, alla Coppa delle Regioni e alle Poniadi. Quindi quadruplo, quintuplo applauso a loro per una stagione eccellente. Filippo, tu sei bravo? Un po'. Un po'. Hai capito, Roberta? Un po', ma il prossimo anno sono già sicura che anche lui Che si gare porterà fai? a casa l'Oscar. Che gare hai fatto delle gare? Sì. Il volteggio, il volteggio. Sono tutte super eleganti queste volteggiatrici, questi nostri cavalieri. Filippo è veramente, Filippo guardalo. non si sposta, sta qui con Stasera noi. è con noi. Abbiamo Grazie ai l'aiuto. consiglieri Atos Caselli, Giovanni Magatona. Grazie davvero. Carlo, abbiamo anche la dottoressa Elisabetta Ticò da ringraziare e da premiare anche lei. Ci pensa Clara Campese a premiare i nostri ospiti. Portatevi al centro, Clara, per premiare. Ciao Filippo. Ciao Filippo, grazie. Certo. Elisabetta Ticò, delegato dell'Alto Adige, delegato provinciale Alto Adige, per il premio e il ricordo di questa bellissima serata. Allora, la disciplina del completo, cara dottoressa Campese. Giuseppe Pozzato, Roberto Cardona. Quindi abbiamo avuto Umbria, Toscana, abbiamo conosciuto Alto Adige e adesso conosciamo la Calabria, perché Roberto Cardona arriva dalla Calabria ed è il presidente del comitato FISE Calabria. Andiamo a premiare gli atleti del completo, Roby. Li chiamo allora. Primo Barrichello, Sofia Antisso, Chiara Dalpos, Alessandra Moretti, Tamara Parisotto, Viviana Berardo, Matteo Zago e Robert Powola. Allora, gli atleti che abbiamo appena chiamato hanno ottenuto medaglie nel campionato d'Italia, oro nella Coppa delle Regioni, quindi stiamo parlando di atleti importanti, stagione anche per loro 2017 eccellente. È il nostro amico dalla Calabria, Roberto Cardona, che bacia le belle ragazze come al solito. No, a me non mi baciare. Coadiuvato dal consigliere Giuseppe Pozzato, responsabile del settore completo del Schieratevi Comitato qui davanti. Veneto. Amici, venite qui davanti. Sì, proprio. mettetevi qua. Allora, primo Barrichello, capo equipe della squadra, riceve il premio, l'Oscar della stagione 2017 qui a Villa Bonin. Giuseppe Pozzato, con l'aiuto di Roberto Cardona, consegna a primo Barrichello l'Oscar. Capo equipe della squadra che ha vinto l'oro alla Coppa delle Regioni di completo. Complimenti. Sofia Antisso. Dov'è Sofia? Mettetevi, portatevi avanti. Chiara Dalpos. Alessandra Moretti. Tamara Parisotto. Il presidente Cardona vuole tutte le foto lui, sta lì al centro, non si sposta più.
Viviana Verardo, Matteo Zago, e Robert Powola per i suoi risultati individuali. I want to stop. We can't. E questo è il completo, il settore del completo, la disciplina del completo. Giuseppe Pozzato e Roberto Cardona hanno premiato i migliori atleti del 2017 nella regione Veneto. Complimenti. Grazie ai nostri ospiti. Allora, dalla disciplina del completo ci spostiamo nel dressage, quando invece non poteva mancare l'Oscar al presidente del comitato Fise Calabria. Questo te lo devi portare in Calabria davvero come un bel ricordo, Roberto? Certo. Grazie a Roberto Cardona, un grazie da parte di tutti noi e di Clara Campese per essere stato qui con noi da questa sera. Allora, dicevamo, parliamo della disciplina del dressage. Con noi Nicoletta Bonomo, Ettore Artioli ed Eleonora Di Giuseppe. Sono i consiglieri della Federazione Nazionale che invitiamo qui con noi per premiare gli atleti del dressage. Giulia Bonifatto, Anna Damian, Sofia Forato, Tamara Parisotto, Nicole Rosolen, Elena Zorzi, Giorgia Piazza, Vanessa Ferluga. Ecco che ci hanno raggiunto i nostri ospiti, la dottoressa Di Giuseppe, il consigliere nazionale Ettore Artioli, con Nicoletta Bonomo, consigliere responsabile della disciplina dressage, e diamo inizio a questa premiazione, Carlo. No, manca, ecco Ettore in arrivo, stavo cercando dalla parte opposta. Allora, iniziamo premiando gli atleti. Giulia Bonifatto. Allora, Giulia ha fatto parte della squadra che ha vinto l'oro alla Coppa delle Regioni livello E e livello F, insieme ad Anna Damian. Dov'è Anna? E Sofia Forato. E insieme anche a Tamara Parisotto. Quindi Giulia, Anna, Sofia e Tamara hanno fatto parte della squadra che ha raggiunto la medaglia d'oro nella Coppa delle Regioni livello E ed F. E Carlo l'argento alle Poniadi. Benissimo, quindi Nicole Rosolen, Elena Zorzi, Giorgia Piazza e naturalmente non poteva mancare il capo equip della squadra, Vanessa Ferluga.
che con la squadra che ha vinto l'oro alla Coppa delle Regioni, Vanessa è stata premiata anche come capo equipe, miglior capo equipe della Coppa delle Regioni 2017. Per quanto riguarda invece la disciplina del completo, prima ricordo anche gli ottimi risultati di Sabrina Assirelli, che dovrà ricevere il suo Oscar. Sabrina Assirelli. Nel frattempo abbiamo i migliori atleti del dressage insieme ad Ettore Artioli, Eleonora Di Giuseppe e Nicoletta Bonomo, che hanno premiato loro, e al presidente Clara Campese. Bravi ragazzi! Grazie, grazie tante. No, non vi muovete, dovete ricevere. No, l'avete già ricevuto. Allora basta. Abbiamo finito da aprire? Allora, andiamo avanti, andiamo Sì, avanti. perché qua ormai stiamo iniziando No, a perché non è scalpitare. finita qui, ma indipendentemente dagli atleti che dovremo ancora premiare, ci sono delle sorprese. Quindi andiamo avanti Non perché possiamo perderci in chiacchiere. Roberta, chi invitiamo sul Procediamo con la palco? disciplina del salto ostacoli e chiamiamo qui con noi il consigliere responsabile per questa disciplina, Nicola Rango, assieme all'avvocato Walter Caporizzi e al presidente del comitato regionale Abruzzo, Rocco De Nicola. Allora, qui abbiamo un ricco gruppo di atleti. Il salto ostacoli è una delle discipline dove ci sono la maggior parte dei tesserati. Niccolò Borelli, Giulio Carpigiani, Tommaso Daschio, Giorgia Paganini, Thomas Boschetto, Vittoria De Munari, Matteo Minorello, Lorenzo Patrese, Emma Ruffo, Francesca Sartorelli, Alessandro Tiarca, Caroline Bissinger. Per proseguire con Giovanni Ceni, Aurora Ferri del Lazzara, Giorgia Perolo, Diego Prandina, Martina Rebesan, Matilde Segatto, Gabriele Tibaldo, Elena Tiarca, Agnese Tiozzo, Letizia Tono, Giovanna Viel, Margherita Visentin, Bianca Vudafieri e Franca Zanetti. Sono tanti e tutti loro hanno raggiunto risultati importanti in Master delle associazioni, Campionati d'Italia, Criterium d'Italia, Progetti Sport, Coppa dei Giovani, Coppa Italia e Ponilandia. Quindi sono tante e innumerevoli le medaglie raggiunte da questi atleti. Iniziamo, premiamo la società Horse Club Boschetto, che ha vinto l'argento al Master delle associazioni per l'edizione 2017 in Piazza di Siena a Roma. Niccolò Borelli, dov'è Niccolò? Non c'è, eccolo. Andate, ecco, bravi. Niccolò riceve dalle mani dei nostri ospiti l'Oscar. Nicola Rango, verso le telecamere mettetevi di di fronte alle telecamere. Verso il fotografo. Giulio Carpigiani, Tommaso Daschio, Giorgia Paganini, Thomas Boschetto, questo, aspetta Roby, scusami, questo è l'Horse Club Boschetto, che ha vinto l'argento al Master delle associazioni Piazza di Siena.
Andiamo avanti, parliamo dell'argento alla Coppa Italia Pony e il bronzo nella Coppa del Presidente. Dove ci hanno rappresentato Vittoria De Monari, Matteo Minorello, Lorenzo Patrese, Emma Ruffo, Francesca Sartorelli, Alessandro Tiarca e il capo equipe Caroline Bistinger. Bravi ragazzi. Ancora applausi per loro che ci hanno rappresentato alla Coppa Italia Pony e alla Coppa del Presidente. Procediamo con gli altri atleti premiati per il salto ostacoli, per i loro risultati a titolo individuale. Carlo? Giovanni Ceni, Aurora Ferri dell'Azzara, c'è Aurora, eccola qua. Poi abbiamo Giorgia Perolo, Diego Prandina, Martina Rebesan, Matilde Segatto, Gabriele Tibaldo, eccolo Gabriele Tibaldo, Elena Tiarca, Agnese Tiozzo, Letizia Tono, Giovanna Viel, Giovanna Viel, Margherita Visentin, Bianca Budafieri e Franca Zanetti. Foto di gruppo anche per la disciplina del salto ostacoli, tutti qui davanti alle telecamere. Insieme ai nostri ospiti, ragazzi, un pochino più centrali, così riusciamo a fare una bella foto per ricordare questa serata. Dov'è Clara? Ti ricordi Alessia, Dov'è Clara? Sta preparando con un ballo dietro le quinte la Presidente. Clara, eccola, i tuoi ragazzi. E questa è la disciplina del salto ostacoli, cara Roberta. Grazie ragazzi, grazie davvero. Allora, adesso la disciplina degli attacchi. Per loro ci sarà Davide Gallo e Karin Schindele, che aspettiamo. L'Oscar Rocco De Nicola come nostro ospite quest'oggi. Questa sera, Clara, Rocco, in ricordo di questa serata, gli viene consegnato l'Oscar. E a Walter Caporizzi, grazie di essere stato con noi questa sera. Allora, Davide Gallo e Karin Schindele, chi premieranno, Roberta? La disciplina degli attacchi, invitiamo Ivano Bavaresco, Andrea Bassani, Stefano Bordignon,
Alessandro Calzavara, Elsa Calzavara, Flavio Lunardon, Elena Perale, Rebecca Pizzulli, Lisa Simeonato, Paolo Stecca, Adele Stiffoni, Enrico Tortella, Paola Zampini. Allora, intanto che si avvicinano gli atleti degli attacchi, Alessio Corradini, parliamo di paradressage, e Melissa Manzani per quanto riguarda la disciplina del salto ostacoli non sono con noi questa sera per problemi, sono all'estero, quindi a partecipare a gare all'estero. Ritira il premio per loro Giorgia Baradè per le congratulazioni di Clara Campese, da consegnare a Melissa e Alessio il loro Oscar per la stagione 2017. Grazie Giorgia. E mentre tu ti sei distratto, io ho invitato qui i nostri atleti degli attacchi. Stavo facendo un'altra cosa. She's something mystical, color lights, I say. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. Drifting higher than the ceiling. Posizionatevi davanti alle telecamere di Rai TV, non vergognatevi. Allora, Karin Schindler, presidente del comitato provinciale trentino, insieme al segretario e consigliere responsabile della disciplina degli attacchi del comitato veneto Davide Gallo, premiano i migliori atleti, le medaglie nel campionato d'Italia, Coppe delle Regioni e Poniadi. Ivano Bavaresco, Andrea Bassani, Stefano Bordignon. Giratevi per la foto. Alessandro Calzavara, Elsa Calzavara, Flavio Lunardon, Elena Perale, Rebecca Pizzulli, Lisa Simeonato, Paolo Stecca, Adele Stiffoni, Enrico Tortella, e Paola Zampini. Questa era la disciplina degli attacchi. Intanto Clara Campese naturalmente consegna il premio a Karin Schindler. Il ricordo anche a Karin di questa serata. Grazie, grazie davvero a tutti voi. Disciplina degli attacchi, grazie, bravi ragazzi. She's something mystical, color lights, I say. So far from typical, but take my advice. Allora, liberato così, e la foto ricordo di questa serata per i migliori atleti degli attacchi. Siamo arrivati, cari signori, al termine di questa serata. Cos'è? No, si fa la targa della macchina. Abbiamo anche questo. C'è una macchina da spostare. Aspetta, facciamo la foto. Che te devi capire che quando fanno la foto ci siamo, queste due facce ci sono sempre. Allora, intanto targa di un'auto da spostare, EW
639 WK. Che auto una è? macchina Peugeot parcheggiata in doppia fila da spostare urgentemente. Allora, cara Clara, è tornata con noi la nostra presidente. Siamo giunti anche questa sera per la stagione 2017 all'Oscar del Comitato Veneto. Marco Di Paola, Marco, ci puoi raggiungere? Perché è arrivato il momento di chiudere questa serata. Aspetta. Ci sono delle sorprese ancora. Però, in attesa che il nostro presidente ci raggiunga, ti lascio la parola e mangiamo sta torta, perché sta torta va mangiata. Allora, Nicoletta, siamo pronti? Amici del Comitato Veneto, siete pronti? È in arrivo la torta! La torta! Preparazione! No. Dov'è la torta, Clara? Carlo, ti preparo già perché durante il posizionamento della torta, guarda Roberta, preparati ad un effetto troppo. speciale, preparati, solo questo ti voglio dire. Non vi perdete questo momento. Ci siete, amici? Vai Luca! Gli Oscar 2018! Evviva Pisa Veneto! Sei grande, Clara! È meravigliosa, siete meravigliosi! Il Comitato Pisa Veneto festeggia con questa bellissima torta che ora mangeremo, cara signora Campese. Allora, Presidente, un bel comitato, dinamico, allegro, divertente, una bella serata. Un arrivederci e un augurio a questi atleti, Presidente. Devo dire, una bellissima regione, una regione viva, una regione di gente operosa, di sportivi impegnati, e quindi veramente un ringraziamento a tutti i nostri sportivi, a tutte le famiglie che assistono questi sportivi, soprattutto i più giovani, perché è grazie a voi, grazie al vostro impegno che si riesce a fare lo sport e si riescono a fare risultati. E quest'anno a Piazza di Siena abbiamo visto quello che sono in grado di fare i nostri ragazzi, quindi grazie alle famiglie e grazie agli istruttori che hanno fatto di una passione una professione che però continuano a esercitare con questa enorme passione che contraddistingue un po' tutto il movimento. Quindi grazie a voi e complimenti a tutti e buon lavoro, e complimenti a questa presidentessa che per noi è un motivo di orgoglio ma anche di stimolo, perché è un vulcano in continua eruzione. Tutto il Consiglio ovviamente, e soprattutto è una grande palestra il Veneto e un grandissimo laboratorio che ci stimola sempre con nuove idee che noi sperimentiamo e poi applichiamo a livello nazionale. Quindi complimenti al Veneto, complimenti a Clara, complimenti a tutto il Consiglio, grazie a tutti. Signori, prima di abbandonarci a quello che si vuole, il ringraziamento più solenne, sapete a chi lo dobbiamo fare? Secondo voi a chi? Alle nostre segretarie Mara, Bea e Roby, grazie. Il microfono te lo tolgo io. Eccole. Brave, brave, sempre sul pezzo, perché tutto questo lo creano anche loro, il famoso dietro le quinte e il ricordo di questa serata. Lascio lo spazio al nostro presidente.
Brave ragazze! Grazie Brave. a te Presidente, perché comunque è l'unione che fa la forza e come ha detto il Presidente Di Paola, solo con un vulcano in continua eruzione non abbiamo tempo di fermarci, avanti tutta. Andiamo avanti. Allora, voi pensate che sia finita qui? Voi pensate, a parte che prepareranno la torta quindi da mangiare e tutto, è arrivato un altro momento. Io cosa faccio? È un compleanno. Allora, oggi si festeggia un compleanno. Festeggiamo anche quello. Poi ci sono due persone che io vorrei invitare qui con noi, che sono Marcello Carraro e Matteo Barca. Dove sono Marcello e Matteo? Ci sono? Questo è il loro momento, voluto fortemente dalla nostra presidente Clara Campese. Marcello e Matteo sono spariti. Arrivano? Chi vede Marcello e ah, ok, stanno arrivando. Carlo, facciamo fare un attimo un'introduzione di quello che succederà alla Presidente? Abbiamo perso Marcello. Stefano sta arrivando. Allora, Clara, vogliamo anticipare quello che succederà? Allora, il compleanno è di Alessia Benzi. Sì, ma dov'è Alessia? Alessia Benzi, oggi compie gli anni, non vi dico quanti, e il nostro amico Matteo canterà tanti auguri e poi, vi anticipo, vorrei dedicare a tutti voi, a nome del comitato, Aspetta, arrivo. una canzone che ha un significato, a mio avviso, profondissimo, utile, Allora, che aspetta, vai, finisci. sì. No, lo posso dire dopo, che così andiamo più nel segno. Allora, Esatto. cosa abbiamo detto poco fa? Che è il compleanno Di Alessia Benzi! Tanti auguri Ale, auguri da parte di tutti noi. Questa sera si festeggia il tuo compleanno, si festeggia questa bellissima serata di uno sport straordinario e adesso però è arrivato il momento di sentire due belle voci. Stai qui con noi, eh? Allora, Matteo. Prima direi di intonare un tanti auguri ad Alessia. Ecco. Tanti auguri A te, tanti auguri a te, tanti auguri Alessia, tanti auguri a te. no, questo devo ridare tu, ecco il testo perché sennò cantiamo via. Allora, dicevo, ho chiesto a questi due dilettanti di cantare una canzone che è conosciutissima, si chiama Si può dare di più. Alla presidentessa. Volevo dedicarvela perché secondo me ha un contenuto che è importante per tutti noi. Grazie. C'è anche la musica? La prima strofa la fai tu e poi parti la seconda o andiamo insieme? No, parto io. Vai cantate, vita mia. In
questa notte di venerdì, perché non dormi, perché sei qui, perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te. Cosa ti manca? Cosa non hai? Cosa che segni se non lo sai? Se la tua corsa finisce qui, forse sarebbe meglio così. Apre la scia e ti viene con te e non segui la scia, risalendo vedrai quanti cadranno giù e di certo tu puoi fare di più. In questa barca, persone blu, noi siamo solo dei marinai, tutti sommersi, non solo tu, nelle bufere dei nostri guai. Perché la guerra, la carestia non sono scene viste in TV e non puoi dire lascia che sia, perché ne avresti un po' colpa anche tu. Si può dare di più, perché dentro di noi si può dare di più, senza essere eroi. Come fare lo so, non lo sai anche tu, ma di certo si può dare di più. Perché il tempo va sulle nostre vite, rubato agli minuti di un'eternità. E perché sono io, non solo si può dare di più, senza essere noi. Si può dare di più, senza essere noi. Come fare lo so, non lo sai neanche tu, ma di certo si può dare di più. grazie Presidente. Grazie, è stata una cosa così improvvisata, non preparata, insomma alla fine, al di là di tutto, possiamo dare di più, sempre, se lo vogliamo. Grazie a tutti e Carlo. Eh sì, dobbiamo chiudere la serata perché... Cosa? Aiuto. Microfono alla Roberta. Qui non si finisce mai, Carlo. Adesso ne approfitto anche del presidente Di Paola. Ne ho approfittato di Martuscelli, di tutti. Chiedo al presidente di invitare qui con me loro che
sono state dietro le quinte questa sera o hanno fatto alcune premiazioni, le consigliere, avvocato Lorenza Mel, Nicoletta Bonomo, Roberta Pacagnella e te Clara che sei già qua. Gli è uscita così. Chi è che? Volevo salutarlo, è bellino. Volevo salutare anche Alessandro Cagnazzi, dai, che sei un bel fighetto, vieni anche tu se vuoi. Sei invitato, beato fra le donne, vieni. Viva la spontaneità, Aspettiamo che ci raggiungano anche Roberta e Lorenza. Ci dicono che Lorenza è andata. Un attimo che il Presidente ringrazia a nome mio, di Beatrice e di Mara, Roberta. E Nicoletta e la Presidente. La Presidente è qui che aspetta Marco. il bacio. Allora, grazie ancora, ci rivediamo il prossimo anno e ora musica! Si balla, Carlo!